Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato club. Vediamo il video. Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la pesante sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I tifosi dell'Atalanta sono stati meravigliosi, sapevano che sarebbe stata una serata di festa, meritatamente. Forse capiscono i livelli, le differenze, più dei soci. Per questo sono lì a sostenere i giocatori e lo staff tecnico. Certo, speravano di tenere aperta la qualificazione, anche se era quasi impossibile. Bayern Monaco tra i favoriti e una frecciatina agli allenatori italiani. Di Canio ha poi analizzato i punti di forza del Bayern e la lezione che questa serata dovrebbe trarre. Sono una delle 4 contendenti. L'anno scorso hanno inciampato perché l'Inter era migliore. Ma è una squadra che matura ogni stagione. Ogni anno migliora individualmente e collettivamente. E Kane, che potrebbe battere il record di Lewandowski, era assente. Questo dovrebbe servire da lezione a chi si lamenta dell'eccesso di partite. Giocano bene quanto, o addirittura meglio, degli altri, e stasera non hanno dato respiro all'Atalanta. Questo dovrebbe servire da lezione. Una chiara frecciatina agli allenatori italiani che spesso criticano il calendario eccessivamente fitto. Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista alle Parisienne, in cui ha parlato apertamente di sé, di calcio, ma anche della vita, del suo rapporto con Parigi e delle differenze rispetto a Napoli. Tra queste, la tranquillità della città. Amo Parigi, mi piace tutto di lei. Più ci penso, più apprezzo il fatto che le persone siano molto rispettose. Quando esci, non ti disturbano molto. In un ristorante, per esempio, chiedono prima di fare una foto. Mi piace molto. È la città migliore da visitare con mia moglie. Contesto della fase difensiva. Riguardo al suo trasferimento a Parigi nel gennaio 2025, quando vieni da una piccola città come la mia, giocare per una delle squadre più importanti del mondo è un sogno. Venire a Napoli era già molto importante per me. Ne ero molto orgoglioso. Ma quando il PSG mi ha contattato, ho capito davvero di essere diventato un giocatore di livello mondiale. Dal punto di vista tattico, c'è spazio per un aneddoto. Il dribbling è la mia qualità principale. Ma da quando sono arrivato a Parigi sono migliorato molto e sono diventato anche un guerriero in campo. Cerco sempre di dare il 100%, anche in difesa. A Napoli non facevo molto, e l'allenatore mi ha aiutato a migliorare molto sotto questo aspetto. Kvara e la sua avventura a Napoli. Kvara ha parlato anche della sua avventura italiana. Essere paragonato a Maradona è difficile perché nessuno è paragonabile a lui. Ma quando i tifosi mi hanno chiamato Kvaradona, sono stato molto felice perché dimostrava quanto mi amassero. Questo mi ha commosso profondamente e mi ha reso orgoglioso. Riguardo al 2025, anno della vittoria della Champions League, il momento più alto della sua stagione, sono molto fortunato. Il Napoli non vinceva lo scudetto da anni e siamo riusciti a vincerlo prima che lasciassi il club. La stessa cosa è successa al PSG con la Champions League. In Georgia, diciamo che se entri in una stanza con il piede destro, avrai fortuna. Quindi, sono arrivato a Parigi con il piede destro. Ha detto. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!